5 coltellate nel parcheggio, il video della colluttazione, ecco come è morto il giovane Lorenzo. La mamma e il papà di Lorenzo chiedono giustizia per il figlio accoltellato a morte all'uscita dalla discoteca. Se ne va il comandante Favaretto, saluta anche il segretario comunale, il sindaco avverte, tutto a posto. Conclave imminente, riservo, trepidazione a Schiavon, parrocchia natale del cardinale Pietro Parolin. 1000 gli alpini della Montegrappa che parteciperanno alla Dunata 2025, molti sono già partiti. Sabato sera, domenica mattina le dirette su Rete Veneta dalla Dunata degli Alpini di Biella. Asparago bianco, protagonista della 3 giorni di festa a Rosà, invasa da decine di attività per tutti. Nasce l'Hockey Club Asiago, la nuova società che porterà avanti spirito e orgoglio della maglia giallorossa. Scatta il restauro del Duomo di Cittadella, consacrato nel 1826, è uno dei simboli della città murata. Buonasera, benvenuti al TG Bassano. La prima notizia di questa edizione riguarda il fatto che ha scioccato e scosso il Veneto, un giovane accoltellato nella notte fuori da una discoteca a Castelfranco Veneto. Vediamo le ultime novità. Ucciso con 5 coltellate, mentre altre 3 sono state sferrate all'amico che ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Castelfranco. Il delitto al culmine di una rissa per la quale sono ora tutti indagati, tanto i 2 ragazzi di origini marocchine arrestati, quanto i 7 che si trovavano alla discoteca Playa Loca della Baita al Lago insieme a Lorenzo Cristea, 20 anni, di Tre Baseleghe, la vittima. In un video fornito spontaneamente ai carabinieri da un testimone che nulla ha a che fare con i 2 gruppetti, gli ultimi 2 minuti dello scontro ripresi dall'interno della sua auto. Abbiamo un video parziale dove c'è una ricostruzione abbastanza sommaria di quello che è accaduto, ma per poi poter cristallizzare le responsabilità nei confronti dei 2 arrestati abbiamo bisogno di alcuni approfondimenti investigativi. Primi elementi che insieme alle testimonianze iniziano a comporre il mosaico del delitto di sabato notte per il quale sono finiti in carcere i 2 giovani di origini marocchine. Badre Rouaji, 19 anni, nato a Montebelluna, accusato di omicidio, tentato omicidio, rissa aggravata e porto di armi e oggetti atti a offendere. Età Benami, 21 anni, nato in Marocco, che deve rispondere per ora solamente di rissa aggravata, lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere. Incensurati entrambi, come pure Cristea e i suoi amici. Uno sguardo di troppo, una spinta, un tavolino conteso, il movente per ora rimane inconsistente. Il fatto è venuto inizialmente all'interno della discoteca, dove i 2 gruppi hanno cominciato a litigare per motivi che noi definiamo sempre futili. In realtà non si sa qual è stato il motivo scatenante. Dopodiché nel momento in cui i 2 ragazzi italo-marocchini sono stati allontanati dai buttafuori, questi 2 hanno atteso il gruppo che avevano affrontato prima all'interno del locale e da lì è scaturita una rissa da dove poi purtroppo ha perso la vita il Cristea Lorenzo. Il 20enne, su cui la Procura della Repubblica disporrà l'autopsia, è stato dichiarato morto in ospedale. Lì lo hanno portato gli amici insieme agli altri 3 feriti, il più grave dei quali rimane Alessandro Bortolami, 22 anni, di Zero Branco, raggiunto da 3 coltellate e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Difficile, secondo gli inquirenti, che a colpire sia stato solamente il 19enne. Sono in corso accertamenti e non è da escludere che la posizione del complice possa aggravarsi. Di coltelli al momento ne è però stato trovato solo uno a una ventina di metri dal luogo della rissa. Era un coltello a serramanico con foggia militare, quindi anche questo fa capire che non è il classico coltello da cucina portato in giro in maniera estemporanea, ma probabilmente può nascondere qualcosa di più complicato, complesso. L'arma insanguinata sarà ora esaminata dagli specialisti del RIS di Parma. Sotto sequestro le 2 auto usate dai ragazzi, eseguite perquisizioni e rilievi tecnici. Un omicidio maturato in un contesto di alterazione dei ragazzi coinvolti, dovuta all'alcol o ad altre sostanze. Questo andrà appurato. I 2 giovani di origini nordafricane non sono stati per ora collaborativi. Benami, difeso dall'avvocata padovana Paola Miotti, ha fornito pochi elementi e per gli investigatori neppure convincenti. Rouaji si è avvalso
valso della facoltà di non rispondere. Lo stesso ragazzo non sapeva che appunto un ragazzo fosse morto, ha abbassato lo sguardo, evidentemente lui non sapeva che cosa fosse successo, evidentemente non aveva idea della gravità dei fatti, di quanto accaduto, quindi mi pare che effettivamente l'abbia preso in quel momento del fatto della morte dell'altro ragazzo. Sentiamo le voci dei genitori del ragazzo ucciso. La giustizia sì. Si aspettate giustizia per Lorenzo. Mio figlio non torna più! Dopo ci sentiamo. La disperazione di mamma Ioana, straziata dal dolore a forza di chiedere solo giustizia per il suo Lorenzo che le è stato strappato a soli 20 anni. Insieme a lei il marito Vasile. Voglio capire e voglio avere una risposta giudiziaria, una risposta chiara dal magistrato di tutti quelli che stanno seguendo il caso. Lo avevano salutato sabato sera, 40 euro in tasca per trascorrere una serata in discoteca, ma Lorenzo non è più tornato. Non puoi andare in discoteca, Troppo giovane. portarlo a casa su una bara. Lo zio Viorella e il papà Vasile non si danno pace. Lorenzo è stato ucciso brutalmente con 5 coltellate. I ragazzi nordafricani con cui c'era stata la lite in discoteca per futili motivi hanno aspettato che il gruppo di Lorenzo uscisse dal locale per aggredirli. Loro sono stati là a seguirli dietro il muro, a aspettarli fuori. È stato un agguato? Un agguato che aspettavano Perché per dentro ore. i buttafuori li hanno buttati fuori. E loro sono stati pronti già con i coltelli là. E hanno preso 4 persone a pieno. Il papà si rivolge agli assassini del figlio. A loro gli dicono, anche ai suoi genitori, anche a loro come i figli, non prendere un'arma bianca che dopo, come ho sentito, aveva una lama più da 20 centimetri. Ora si attende nulla osta per la restituzione della salma per poter celebrare i funerali a Loreggia. Dolore. Ci aspettiamo la giustizia. Adesso è l'unica roba che ti resta. L'unica roba che ci resta. Sicuramente pochi anni starà dentro. Pochi. Lorenzo era un ragazzo sorridente, dopo gli studi aveva lavorato con il papà, da qualche mese era fermo per un problema alla schiena, ma aiutava in casa e aveva ancora tanti sogni da realizzare. La comunità di Trebaselega è scossa da questa tragedia, ha detto il sindaco Antonella Zoggia. L'amministrazione comunale ha fatto visita alla famiglia Cristea, ha spiegato la vice sindaco Pizzolo. Lorenzo era giovane, pieno di vita, con tanti sogni come tutti i ragazzi della sua età. L'amministrazione e tutta la cittadinanza sono accanto a tutte le persone che stanno soffrendo per la perdita del loro figlio, del loro calo, del loro amico. Cambiamo decisamente argomento, passiamo alla politica, passiamo a Bassano, perché dopo il comandante della polizia locale Favaretto se ne va anche il segretario comunale e il sindaco da una spiegazione. Sentite. Un comandante che se ne va, un segretario che saluta. La macchina dell'amministrazione comunale di Bassano del Grappa perde i pezzi e deve fare i conti con 2 defezioni di assoluto rilievo. Il comandante della polizia locale Giovanni Favaretto ha infatti dato le dimissioni e da metà del mese non sarà più in servizio dal party del comando di via Vittorelli, mentre il segretario comunale se ne andrà a Treviso. Coincidenze? Per qualcuno proprio no, visto che negli ambienti politici cittadini rimbalza una critica che addossa proprio al sindaco Nicola Finco l'intera responsabilità della situazione. Ecco la sua risposta. Mi viene da ridere quando vedo queste accuse da parte delle opposizioni, perché vuol dire che non hanno altri elementi, però sta di fatto che il comandante era un comandante a tempo determinato ed era in una situazione di aspettativa, quindi ritorna semplicemente a Treviso, che è la sua sede naturale di lavoro, mentre il segretario comunale ha ricevuto una proposta di avanzamento di carriera, quindi passa da un comune di 40.000 abitanti a un capoluogo come Treviso, quindi un avanzamento importante, ha fatto la sua scelta. Il sindaco fa sapere però che c'è già un accordo con il comune di Treviso per evitare di ingolfare la macchina cittadina in seguito al trasferimento del segretario. C'è già un accordo con il comune di Treviso che il segretario continuerà a lavorare sia a Bassano che a Treviso fino a quando non troveremo un nuovo segretario comunale. Quindi si tratta di semplici avvicendamenti all'interno della pubblica amministrazione che capitano in tutti i comuni, che sono capitati anche in passato, quindi se qualcuno ci vuole marciare sopra politicamente lo faccia pure, ma forse è il caso che trovi altri argomenti.
Per quanto concerne invece le dimissioni del comandante Favaretto, il primo cittadino bassanese ribadisce quanto espresso dal suo assessore alla sicurezza solo un paio di giorni fa. Non cambia assolutamente nulla, in quanto il comandante aveva un contratto a tempo determinato che scadeva il 31/12 di quest'anno, e dal momento che abbiamo riportato all'interno della funzione della polizia locale, all'interno del nostro organico non abbiamo la figura del comandante, che è una figura dirigenziale importante, quindi il corpo continuerà ad essere governato attraverso la figura del vice comandante, e poi da gennaio con i nuovi assetti si deciderà anche cosa fare in futuro, se ripristinare la figura del comandante oppure continuare con una posizione organizzativa. Vi racconteremo come sempre come andrà a finire. Adesso passiamo al maltempo, perché è transitata e passerà ancora nelle prossime ore sul Bassanese, sulla Pedemontana, sui rilievi l'ennesima perturbazione di questo periodo. Vediamo com'è andata. Allerta meteo gialla sino alle 14 di martedì 6 maggio in tutto il territorio emesso dal centro funzionale decentrato della regione Veneto, per tempo in prevalenza instabile, a tratti perturbato, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche forti, con quantitativi abbondanti nella giornata odierna e fenomeni più irregolari nella seconda parte di domani. Forti grandinate in altopiano nella zona di Treschè Conca, come si vede dalle immagini divulgate attraverso i social della pagina Meteo Altopiano di Asiago, dove le strade sono state imbiancate dal ghiaccio. Anche il Bassanese è interessato da temporali, così come tutta la fascia delle prealpi vicentine e l'area della Pedemontana trevigiana. Il tutto proseguirà nella notte. Nella giornata di martedì il tempo rimarrà compromesso, con cielo in prevalenza nuvoloso, precipitazioni soprattutto al primo mattino e più sparse invece in seguito. Mancano poche ore all'inizio del conclave. Uno dei favoriti è il cardinale Parolin di Schiavon, scusate, e siamo stati a Schiavon per vedere che aria tira da quelle parti. Addirittura c'è una sorta di silenzio stampa. La comunità di Schiavon e tutto il mondo sono in attesa di quello che decideranno i cardinali, che da mercoledì pomeriggio saranno chiusi in Cappella Sistina. Da qui è arrivato Don Pietro Parolin, il cardinale Parolin, fino a pochi giorni fa segretario di Stato Vaticano. Qui in paese c'è grande attesa, trepidazione, c'è anche il rispetto, perché il comune e la parrocchia hanno deciso di non rilasciare altre dichiarazioni fino alla fumata bianca. Ma qualcuno in paese che parla, e Don Pietro lo ha conosciuto, lo abbiamo trovato. È bellissimo avere nel nostro paese qui una eminenza così grande per arrivare al punto più alto, diciamo, della vetta per diventare Papa. Ecco. Lei come seguirà il conclave nei prossimi giorni? Ma guarderò, i miei pazienti mi racconteranno, insomma. Poi c'è questo signore, mi dice che andranno con pullman al Vaticano in ogni caso. Ho detto, vengo assieme a voi. Ma lei si augura che venga eletto oppure no? Come conoscendo la persona, sì. Dopo c'è tanti che comanda, si sa, quello. Ecco, mi parlo da paesana, ecco, così sta. Quindi altri, non abbiamo Papa o Don o cosa. Ciao Piero, noi siamo abituati così sta. La comunità di Schiavoni intanto si prepara alla sagra di Sant'Isidoro, appuntamento tradizionale che sabato potrebbe iniziare già col nome del nuovo Papa. È una grandissima persona. Speriamo per la Chiesa, per tutto quello che, perché sappiamo che nel Vaticano ci sono tante problematiche. Sarà dura comunque per lui, sarà tanto dura, ma per qualsiasi Papa che andrà su. Come amico e come cittadino mi dispiace perché poi non lo vedremo più. Cambiamo argomento. Se gli amici e i familiari sono pronti ad andare a Roma in caso di elezione del cardinale Parolin al soglio papale, gli alpini sono già in viaggio per la loro adunata. Alcuni sono già partiti per approntare i campi, altri partiranno nelle prossime ore per raggiungere il Piemonte. Gli alpini, che hanno negli occhi e nel cuore ancora le immagini della gloriosa adunata nazionale di Vicenza, sono già pronti per quella di Biella. Siamo pronti, arriveremo a Biella in forze, stimiamo oltre le 1000 presenze per quanto riguarda la nostra sezione, a ranghi compatti e a ranghi completi soprattutto.
La Dunata nazionale è il punto cardine di ogni anno per gli alpini, che pure di impegni ne mettono in fila parecchi. La Dunata è una cosa particolare fin dalla prima del 1920 sull'Ortigara, che ha visto radunarsi i primi reduci, diciamo, proprio delle battaglie dell'Ortigara, tra l'altro, e poi a seguire è un modo di ritrovarsi, sia pur goliardico, nel senso per ricordare i tempi della Naia, i tempi quando si è fatto il militare insieme, ma poi unisce anche il sacro, quella alla domenica, sfilando davanti al Labaro nazionale decorato di 216 medaglie d'oro. Ricordiamolo che non è una cosa da sottovalutare, anzi è la prima, per ribadire il nostro impegno, la nostra presenza, sia pur dopo tanti anni, dopo più di un secolo. Noi gli alpini ci sono sempre, fedeli al motto per non dimenticare. Bassano è la città delle penne nere, sia dei vecchi che non perdono occasione per visitare il ponte che porta anche il nome degli alpini, sia dei giovani in armi che ricevono proprio sulle rive della Brenta il simbolo più amato e più ambito. La sezione Monte Grappa viene da uno degli eventi più importanti, sta diventando uno degli eventi più importanti, che è la consegna del cappello alpino agli allievi del centro addestramento alpino di Aosta, che vede Bassano una volta all'anno ospitare uno di questi corsi. Perciò noi non abbiamo appena finito una cosa, siamo già pronti per un'altra. Noi saremo in diretta come sempre per raccontarvi questo importante evento. Saremo a Biella, ci saremo già da venerdì per i primi collegamenti per farvi sentire l'aria della Dunata, poi naturalmente sabato sera le voci, i volti, la musica, tutta la festa dal centro della città, e domenica mattina in diretta dalle 7:30 fino alla fine dello sfilamento con tutto il racconto degli alpini, tutte le curiosità, le fanfare, la musica, i volti, ancora una volta di un evento a cui Rete Veneta non può certo mancare per portarlo nelle vostre case. Quindi appuntamento fra qualche giorno, ma ovviamente per tutta la settimana parleremo di alpini e della Dunata. Andiamo a vedere invece la situazione del cimitero di Angarano. Erbaccia al cimitero di Angarano a Bassano tra le tombe. Così, come ci hanno segnalato alcuni telespettatori, si presenta il Camposanto negli ultimi giorni, soprattutto lungo le aree calpestabili. Noi siamo stati per verificare, in effetti non abbiamo potuto far altro che confermare una situazione non certo piacevole per chi si reca a salutare i propri cari seppelliti. È pur vero che le condizioni meteo degli ultimi tempi hanno favorito la crescita del verde un po' ovunque, così come dobbiamo dire che già oggi c'era un dipendente SIS all'opera per ripulire le zone contaminate dalle erbacce. Inoltre, pioggia prevista permettendo, ci ha confermato che provvederà a un'azione di diserbo attorno alle singole tombe per ridare un'immagine decorosa al cimitero. E anche voi potete segnalare quello che non va, situazioni di degrado, mandandoci un WhatsApp al 340 321 8379 oppure una mail a redazione@reteveneta.it. Come sempre andremo a verificare, poi lo porteremo all'attenzione di chi di dovere. Passiamo allo sport, andiamo in altopiano. La tradizione dell'hockey su ghiaccio ad Asiago rimane viva e riparte con rinnovato entusiasmo dalla stagione 2025-26. Grazie al sostegno di un gruppo di soci imprenditori dell'altopiano e della pianura guidati da Mario Lievore è nato l'Hockey Club Asiago, che da settembre disputerà l'Alps Hockey League, torneo che comprende una dozzina di squadre di Austria, Italia, Slovenia e Croazia. A sostegno della nuova impresa sportiva giallorossa ci sono tutti e 7 i comuni della Reggenza. Punto forte del nuovo sodalizio saranno il settore giovanile, il progetto Academy e ovviamente la prima squadra, che è in fase di definizione in questi giorni. L'appuntamento con la prima partita casalinga è già fissato al 18 settembre. Per dare maggiori servizi e ospitalità al pubblico sono in corso importanti lavori di ristrutturazione e ammodernamento all'Odegard. Lo stadio, di proprietà del comune di Asiago, avrà per la prima volta un impianto di riscaldamento che renderà più confortevole la visione delle partite. Inoltre sarà rifatto completamente il tetto, aggiungendo una serie di migliorie interne. L'amministrazione comunale, per bocca dell'assessore Franco Sella, si è impegnata a concludere i lavori in tempo utile per l'inizio del campionato, meteo permettendo.
Fondamentale per la prosecuzione dell'avventura giallorossa sul ghiaccio è l'apporto della Curva Sud, che non ha mai mancato di dimostrare il proprio sostegno e affetto ai colori che da 90 anni portano in alto il nome di Asiago. Il club ha già vinto l'Alps Hockey League nel 2018 e nel 2022 e conta di tornare al più presto ai massimi livelli, coinvolgendo altri partner commerciali anche al di fuori del Veneto. Asparago protagonista a Rosà, vediamo le immagini. 39esima mostra concorso dell'asparago bianco di Bassano DOP a Rosà, 3 giorni di festa nell'ambito della manifestazione Dalla Terra e Dalle Mani, che ha visto il comune vicentino invaso di attività, manifestazioni, laboratori, sport, artigianato e prelibatezze culinarie a base del bianco turione. È stato un successo, grande partecipazione da parte della comunità a partire da venerdì sera, ma anche alla Rosada, quindi un appuntamento tradizionale del sabato per il nostro territorio, e la grande festa si è conclusa ieri con la mostra dell'asparago, con le arti per via, e quindi avevamo un parco delle rose pieno di ragazzi, di famiglie, quindi grazie anche al mercatino a cui hanno partecipato i nostri artigiani, i nostri commercianti e anche alcune associazioni di volontariato, quindi è stato davvero uno sforzo collettivo premiato da un grande successo, da una grande partecipazione da parte della gente. Un ringraziamento va ai tanti volontari, alla Proloco in primis, agli alpini, alla protezione civile, ma le associazioni coinvolte sono state tante, perché comunque con la loro disponibilità, con la loro collaborazione siamo riusciti a fare grande una festa e soprattutto siamo riusciti a condividere questi momenti di festa con tutta la cittadinanza. Momento clou la premiazione dal palco allestito al Parco delle Rose della migliore ruota di asparagi bianchi DOP. Riconfermato al primo posto Mario Sartore di Tezze sul Brenta, seguito dal rosatese Bruno Comunello e da Enrico Bresolin di Cassola. Il vincitore ormai è consolidato, però diciamo che c'è stata una buona partecipazione da parte dei produttori, quindi anche grande soddisfazione da parte del consorzio e della cooperativa La Tradizione. Poi abbiamo potuto anche assaggiarli a tavola insieme alle cittadine gemellate, quindi è stato davvero una festa bellissima. Entra al supermercato armato di coltello, ruba degli alimenti, denunciato dai carabinieri, un 47enne di Carmignano di Brenta già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è accusato di furto aggravato e porto abusivo d'armi. Sabato pomeriggio il 47enne è stato sorpreso dal direttore del supermercato Conad mentre si impossessava di generi alimentari. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno perquisito il ladro e all'interno di uno zaino hanno trovato generi alimentari per un totale di 102 euro, oltre a un coltello lungo 25 cm. Tutto è stato sequestrato. Dall'Alta Padovana ci arrivano delle notizie riguardanti una situazione piuttosto critica a San Giorgio delle Perti, che c'è stato un acquazzone molto violento, ci sono molte strade non percorribili, l'amministrazione comunale ha stilato una lista di queste vie, ci giungono notizie di scantinati allagati, di case invase dall'acqua, di strade appunto nelle quali non si può passare nemmeno in macchina perché il rischio di rimanere bloccati è molto alto. Se arriveranno altre novità riguardo a questa notizia ve le daremo come sempre nel corso della nostra informazione. Cambiamo decisamente registro, adesso passiamo ai restauri del Duomo di Cittadella. Nel 2026 festeggerà i 2 secoli di vita e di servizio alla comunità il Duomo di Cittadella dedicato ai santi Prosdocimo e Donato. Un cuore pulsante per la parrocchia, un simbolo della città murata. A giugno partiranno i lavori di restauro di questa chiesa che per 2 secoli ha condiviso le sorti delle genti di questa zona della diocesi che dalle pianure porta alla pedemontana. Luogo di fede e di riferimento per la comunità cristiana, il Duomo era stato interessato da alcuni interventi di restauro negli anni 60, ma necessita adesso di un consolidamento della struttura e in particolare del tetto. 2 le iniziative che correranno parallele al restauro: la raccolta fotografica Memoria e Comunità, un appello rivolto ai parrocchiani a mettere a disposizione i ricordi delle celebrazioni vissute nella chiesa, che avranno un loro spazio nel sito della parrocchia, e alcune, le più significative, saranno riprodotte sui pannelli installati durante il cantiere. E poi il progetto Duomo, che aggiornerà via social attraverso un sito apposito con schermi luminosi sull'andamento dei lavori. Il progetto costerà circa 1.600.000 euro. Durante il restauro il Duomo sarà utilizzato per le celebrazioni solo nelle giornate festive. Negli altri giorni verrà usato il Duomo vecchio.
Dopo di noi alle 21:15 una puntata molto interessante di Focus. Il nostro direttore Luigi Bacciagli avrà come ospiti Pietro Bean, Francesca Bressanin, Anna Brondino, Francis Contessotto, Corrado Cortese, Giuseppe Paolin, Domenico Presti, Paola Roma e Alberto Villanova. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.